Sesta corsa, premio Real Estate, una prova per 3 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, sono in 8 al via. All'1 Fashion Cup, 2 Fetonte SL, 3 Frankie Matley, 4 Frank Bye Bye, 5 Fiorenza Club, 6 Folgore Fi. In seconda fila 7 Flipper di no, 8 Finlandia Thor. Favorita Fiorenza Club con Enrico Bellei, numero 5 dello schieramento, ed è la più attesa nei confronti di Folgore Fi, Finlandia Thor. Poi Frank Bye Bye, Fetonte SL, corsa comunque apertissima, autostart che accelera. Partiti. C'è lotta per il comando con veloce Fetonte SL che prende la testa, all'esterno numero 4 Frank Bye Bye squalificato. Prova ad andare a chiedere strada, tra i cavalli c'è anche Frankie Matley con Fetonte che rimane in vantaggio. Frankie di fuori in corda Fashion Cup, poi ripiega Fiorenza Cla, quindi Finlandia Thor, ancora Folgore Fi alla retroguardia, Flipper di no. 14,3 per i primi 200 metri di corsa, 400 in 28,7. All'avanguardia Fetonte SL, al suo esterno Frankie Matley in corda Fashion Cup, poi Fiorenza Cla, quindi Finlandia Thor che va a fare la seconda pariglia chiudendo in corda la favorita. 600 in 44,8, guida il gruppo Fetonte SL nei confronti di Fashion Cup, poi Fiorenza Cla, all'esterno Frankie Matley, muove Finlandia Thor che aggira Frankie e si porta allo scoperto. Giro di corsa in 1 minuto e 5 decimi, Finlandia che cerca di scavalcare Frankie Matley e portarsi ai lati di Fetonte SL, prova a impedirglielo però Frankie Matley, quale cerca di tenere la figura di dentro, deve spendere Finlandia Thor per arrivare al lato di Fetonte che accelera. 1.15,2 il primo chilometro, Fetonte in vantaggio, Finlandia che va all'attacco, in corda Fashion Cup, poi Fiorenza Cla, muove Folgore Fi dall'ultima posizione che viene a grandi falcate a centropista, a 400 dal palo, insiste Finlandia Thor, all'attacco di Fetonte SL che è richiesto, in corda senza spazio Fashion Cup. Poi Folgore Fi, non sembra della partita Fiorenza Cla con Finlandia Thor che insiste, prova a muovere Folgore Fi a centropista, Fashion Cup tra i cavalli, passa Finlandia Thor, interviene Folgore Fi, Finlandia in vantaggio, Folgore che attacca, Folgore Fi che sta passando nei confronti di Finlandia Thor, poi Flipper di no nel finale, Folgore Fi che viene a vincere nei confronti di Flipper di no e di Finlandia Thor. 1.14,6, 34 ad arrivare per il successo di Folgore Fi, Andrea Farolfi per il training di Fausto Barelli, colore della scuderia My Horse, nascosta tutta strada, viene via gli ultimi 600 metri con progressione decisamente incisiva, passa nei confronti di Finlandia Thor che ha corso molto bene all'esterno, interviene poi per le piazze Flipper di no. Vince Folgore Fi per il secondo posto, Flipper di no, probabilmente giustizia Finlandia Thor.